I cattolici veneziani alla finestra mentre salta il polo culturale del patriarcato alla Madonna della Salute. Il Marcianum è stato spazzato via dallo tsunami dell'inchiesta sulle tangenti del Mose e ora rimane un involucro vuoto costato 50 milioni di euro prelevati da Galan dal fondo della legge speciale per il Mose. Uno spreco, insomma. Ora a ridosso della Chiesa della Salute c'è una foresteria vuota da 70 camere con bagno destinate agli ospiti del polo universitario e poi spazi per il ristoro, esposizioni e sale congressi. Di tutto questo ora la destinazione rimane ignota. Da apprezzare rimane soltanto il denaro stanziato per il restauro conservativo dello straordinario complesso di architettura barocca della Chiesa della Salute. Del resto, il patriarca Francesco Moraglia non aveva molta scelta. Messo alla porta con il beneplacito di Roma il Consorzio Venezia Nuova 2 settimane fa, che garantiva il mantenimento della facoltà di diritto canonico e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, sono mancate le risorse per continuare. Ora il patriarca lascerà in quei locali soltanto un istituto di ricerca, molto più facile da finanziare, lasciando ai posteri l'ardua sentenza sulle scelte di Scola, che ha voluto il Marcianum, e su quella di Galan, che all'epoca era il potente governatore del Veneto. Il Doge, che aveva attirato feroci critiche in quel tempo, aveva giustificato lo storno dei fondi dalla legge speciale, sostenendo che la regione aveva a cuore la salvaguardia monumentale della città e non pensava soltanto al Mose.